Ancora 4 minuti e mezzo del riscaldamento tra Montello e Futsal Godego. Il pre-partita, siamo qui proprio a Bordocampo della Belbotea Arena, qui con me c'è Gabriele Landi. Gabriele, intanto ti do la mano, complimenti per un'altra grande vittoria, anche se fa sempre male. Io che sono arzignanese, quando la Mestre Fenice, questa bestia nera pazzesca, batte l'Arzignano, i ragazzi terribili, domani, un anno dopo, sono in finale per la Coppa di C1. Guarda, non era falsa umiltà quando ti dicevo che noi siamo qua per fare un'esperienza. È chiaro che poi, come al solito, quando uno gioca a queste competizioni qua, le gioca per provare a fare il miglior risultato possibile. 7-1, 6-1 non era sicuramente pronosticabile, sfido chiunque a dire il contrario, però dobbiamo essere contenti perché comunque nel nostro percorso di crescita abbiamo messo a bagaglio altre 2 partite complicate, gestite bene, che comunque ciò non andrà a inficiare niente domani a nostro favore, perché comunque qualunque squadra passerà qua sarà una finale. Montello, Futsal Godego, una vale l'altra, tanto entrambe, anche se il Godego ha pari punti con voi, entrambe però sono davanti a voi nella classifica e voi avete fatto capire che veramente la classifica qui non conta niente, la Belbotea Arena. Ma le final, le gare secche in generale, io fortunatamente, per fortuna, ne ho giocate tra virgolette tante, di tanti tipi, alcune le abbiamo vinte, tante le abbiamo perse, però si è sempre visto che alla fine tante volte vince la più forte, ma tante volte no, e quindi vediamo, insomma. Conegliano, Arzignano e Montello a livello di nomi sono le più attrezzate, dopo però qua si gioca. Sì, però i nomi della Mestre Fenice sono il presente e saranno un grande futuro. Ieri Kevin, il terribile schiavinato, con 4 gol ha rotto la partita. Oggi MVP il gruppo, perché tutti perdevano un pallone ed erano già in porta. Nel finale Stefanuto oggi non si passava, insomma, però un elogio per tutti quanti, una grande prova, e avete meritato con merito, scusami, il gioco di parole, questo pass finale. E guarda, prima della partita ti parlavo di mentalità e io penso che alla fine la mentalità che prevede equilibrio, che prevede il saper gestire le difficoltà, il saper gioire e soffrire tutti insieme fanno la differenza, e oggi l'hanno fatto, ieri l'hanno fatto, e vediamo domani cosa succede. Ci ritroviamo qui domani, ancora complimenti, ciao Gabriele, ciao. In bocca al lupo Mestre Fenice. Oh, se arrivano i margarini non dico di no, dillo là ai tuoi dirigenti. Aspettiamo intanto i tecnici Alessandro Donisi e Ermiste Paolo Marotta per questo pre-gara, l'ultima sfida di oggi. Siamo arrivati a quota 4-8-12 Sam, la 12ª partita che tra poco verrà giocata in campo. Abbiamo anche sudato anche noi dalla tribuna per tutte queste dirette. Domani il programma delle finali alle ore 16, la prima sfida femminile, ma vieni qua, c'è Alessandro Donisi, c'è Alessandro, tecnico del Montello, un Montello che conosce già il nome della prima finalista e vorrà, Futsal Godego ovviamente permettendo, mettere il suo in quella che è la sfida di domani. Che partita ci aspettiamo con il Godego? È una partita come quella che ho visto ieri che hanno fatto quei diavoli, molto intensa, molto aggressiva. Loro in casa loro hanno perso forse una volta in campionato, è una partita difficile, non conosco semifinali facili onestamente, quindi sarà dura. Come sta la squadra intanto a pochi minuti dal fischio d'inizio, Alessandro? No, direi bene, abbiamo fatto un po' di turnover ieri, adesso sai, poi sono partite in cui contano più le motivazioni che l'aspetto fisico, sei a un passo da una finale, quindi stiamo bene, siamo motivati, ma anche consapevoli che, come ho detto già in tempi recenti, in queste partite la classifica si azzera, quindi andiamo in campo, facciamo la nostra partita e consapevoli che nessuno ci stenderà nessun tappeto rosso. In bocca al lupo, chissà, magari ci vediamo domani. Ciao Alessandro, in bocca al lupo. Abbiamo anche Ermister direttamente dalla capitale, Ermister Paolo Marotta. Paolo, ben ritrovato. Pronostico tutto a favore ovviamente del Montello, però la Fenice ha già dimostrato che la classifica qua è azzerata, conta niente. È vero, è partita secca, però l'Arzignano è andato a 2 all'ora di proposito, perché come sapete tutti hanno uno scontro diretto proprio col Montello, ma il Montello ci tiene ad andare in finale. A parole fanno finta che ma vediamo, vecchie volpi, sono più vecchio di loro io però.
però comunque anche Ce il la Godego giochiamo e vediamo di salvare la faccia. giocato anche in casa, qualche defezione rispetto a ieri, manca Zabbi squalificato. Sì, Zabi, ma rientra Sebar e basta, siamo stessi, dai. Speriamo di far bene, di fare una bella figura davanti al pubblico e via. E comunque lo spettacolo sarà assicurato. Ovvio. Grazie Un Paolo. ringraziamento ai soccorritori che ci sentono sempre Sì, urlare. che per fortuna non fanno niente però, ed è importante. Per fortuna. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Allora stavo dicendo che tra poco ci sarà l'ultima semifinale di giornata, quella maschile tra Montello e Futsal Godego, e domani invece spazio alle finali con la sfida femminile. Salutiamo intanto Sammy quadrato dal cellulare di Andrea Di Giambattista. Sfida femminile tra Bologna e Futsal Reggiana, e poi la Mestre finisce contro la vincente di questa sfida. Test vi dà appuntamento a domani. Prendi la palla!
Tutto pronto per questo ultimo quarto di finale. Stefano Testoni qui in diretta per la LND del Veneto con Vincenzo Morandin. Ciao Vincenzo, a farmi da spalla. Mi prende il microfono però Vincenzo. Uno come te che non prende il microfono. Squadra in campo, Montello, Futsal Godego. Chi vince domani alle 19 affronterà la Mestre Fenice. Un po' di arrabbiatura da Michele, i ragazzi devono andare sulla linea rossa. Esatto, questo sì, tutto al meglio qui a Belboté. Lo spettacolo sia in campo che fuori, ogni anno ormai è diventata padrone di casa delle Final 8. Il Futsal Godego, maglia rosso-nera per la squadra di Mister Marotta, protagonista assoluto ieri Davide Prosdocimi nella vittoria per 4-3 con Union Diavoli. Una vittoria che ha spinto il Godego in semifinale e troverà la squadra che ha chiuso in testa alla classifica il girone di andata, vale a dire il Montello. Questi tanto il direttore di gara, il signore Stocco di Treviso, De Marchi di Schio al crono, Nasidi di Castelfranco. Che pronostico possiamo dare a questa sfida, Vincenzo? Secondo me è Montello che può partire anche per la profondità della rosa, infatti oggi vediamo impiegati Tahe e Bonazzo, sicuramente una rosa più profonda di quella del Godego, che dovrà fare a meno dell'autore di un grandissimo gol di ieri che hai commentato te test, Ayuba Zabi, ma sicuramente il Godego può essere definito in una competizione così la mina vagante per eccellenza. Anche perché Mestre Felice ha dimostrato che la classifica conta poco. Andiamo la regia con la grafica dei quintetti in campo. In casa c'è il Montello, questo è il quintetto: Boin tra i pali, Taha, Fornasiero, Bertoni e Leandrigno in campo. A disposizione di panchina per Mister Donise, Fancina, Coppe, Bonazzo, Mion, Robazza, Panzera e Fantini. Andiamo ora invece con la grafica a leggere il quintetto della squadra rossonera di Mister Marotta, che schiera Prosdocimi tra i pali, Sebar, Coach, Giata e Salifu in campo. In panca Nicolini, Portaluri, Mbarek, Wali, Tirendi, Eliamani, Baggio e Massarotto. Ce n'era uno in più, mi sembra Nicolini, sì, Nicolini infatti non Sì, è nella Nicolini lista. non presente, esatto. Nicolini che è uno dei nuovi arrivati Tirato anche dal Valdagno, sì. in Uno casa dei nuovi Godego. acquisti. Ieri sera era presente Mister Marotta, ha cambiato qualcosa stasera, come dicevi tu. Montello che si può permettere anche turnover, Taha e Bonazzo ieri non c'erano, oggi ci saranno sicuramente protagonisti. E domani le finali alle 16, la sfida femminile tutta emiliana tra Bologna e Futsal Reggiana, e a seguire alle 19 Mestre Fenice di Mister Landi che attende la vincente di questa sfida. Prima però di gustarci 40 minuti, il minuto di silenzio a ricordo delle vittime di Crans Montana. Adesso si inizierà a far sul serio perché in palio c'è la finale. Ti ha sorpreso il Reboante 6-1 della Mestre Fenice con l'Arzignano, oppure vista la caratura delle due squadre ci stava? È proprio ciò su cui volevo arrivare, test, perché sono molto curioso di vedere l'atteggiamento per l'appunto della squadra di Mister Donisi, in quanto l'Arzignano ha avuto forse un atteggiamento un po' rinunciatario, ma vista anche l'assenza di Iabre e lo scontro di venerdì per l'appunto tra prima e seconda, Montello ed Arzignano, sarà curioso, molta curiosità di vedere se per l'appunto prevarrà lo stesso atteggiamento anche da parte del Montello, e quindi un Godego che alla lunga potrebbe prevalere, o se il Montello vorrà dire la sua in questa coppa e affrontare i ragazzi terribili della Fenice. Che poi io dico, il karma dà sempre delle risposte, no? Se sei in finale giochi per vincerla. Giusta la tattica del portiere di movimento, anche se non è spettacolare per il nostro calcio a 5, per far trascorrere i secondi, perché Mister Luciano insomma aveva qualche cambio in meno rispetto alla Fenice. La Fenice che ha giocato praticamente anche oggi con gli 11 effettivi. Stefanuto Trepani, solo Bedres che è stato fuori. Vabbè, è stato quel che è stato. Intanto qualche problemino tecnico
Vediamo che il buon Enrico Guariento sta andando a prendere la C'è una casacchina, casacca. una casacca che poco c'entra. Poi si potrà cominciare. Di sicuro non bisogna fare calcoli, anche perché comunque alzare una coppa, seppur fase regionale, è importante. Ricordo in passato, tipo lei team vinse la coppa regionale, vinse anche la Coppa Italia e andò poi in Serie B, quindi insomma anche quello può essere una bella cosa importante. Tanto subito la giocata cercata dal capitan Giata, ma è andato dal barbiere Giata. Mi sembra di vedere un taglio Anche di capelli cambio di scarpa per molto Flamingo, fresco. che di solito durante il campionato usa le sue senda firmate da Pablo Taborda. Un giocatore scarso Taborda, Sì. attenzione, la ripartenza veloce con Giatta che va subito ad impegnare Boin e qui dimostra, lo rivediamo nel replay, che la classifica conta 0 oggi. Boin classe 83, un anno più giovani di me e siamo ancora presenti, solo che io resterò a lungo presente, spero, a fare dei commenti. Non so Marco quanto potrà giocare ancora, da papà anche da poco. Ieri mi sembra di aver visto la moglie con il bambino piccolo. Comunque sempre attento Marco Boin. Abbiamo visto anche tanti ottimi portieri, qualche errore anche in campo femminile. Quello sì, Diciamo che il divertimento non è mancato, non sono mancati anche i gol. assolutamente test. È interessante denotare anche come prima parlavamo dell'assenza di Ayuba Zabi, ma rientra lì dietro, certamente non è facile passarlo, Said Sebar. Sicuramente giocatore che nell'uno contro uno sa dire la sua nonostante l'età. Assolutamente, palla lunga per Salifu, di testa Bertoni per Boin che addomestica il pallone dentro l'area per poter arpionarlo con le mani. Leandrigno. E comunque vada, domani la Mestre Fenice sarà sicuramente la squadra più giovane. Quello sì, non ci sono dubbi. Ogni anno cambiano le categorie, cambiano le annate, ma loro ci sono sempre lì. E anche lì tante domande sul movimento. Investo sui giovani, investo sui giocatori esperti. Per ora le cose giuste le fa Mister Landi. Assolutamente. Intanto Mohamed, coach, spara a lato il pallone, rinvio lungo di Boin per Leandrigno che cade a terra, arpiona da terra il pallone in modo irregolare, fallo di seconda, ringrazia il suo portiere, il numero 10 a disposizione di Mister Donisi. Tra l'altro, attenzione buona all'apertura, 3 delle 4 finaliste di questa Final 8 sono semifinaliste, scusami, della Coppa di C2 dello scorso Nella anno. passata edizione, esatto. Quindi la categoria poco conta. Complimenti a Montello, Mestre Fenice, Darzignano per aver fatto il salto e subito essere stati protagonisti nella categoria superiore. Chiaramente sono squadre che comunque hanno investito parecchio, i giocatori di nome. Per chi è un esperto del pallone a rimbalzo controllato è difficile non conoscere qualcuno degli elementi presenti in campo quest'oggi. C'è un cane intanto che scodinzola qua intorno, forse il Mirella, cane di di Mirella. Mirella oggi non bellissima dal punto di vista calcettistico. San Martino che ha fatto fatica, sì. Ha fatto fatica, anche se va detto che è stato in partita fino all'ultimo con il Bologna, che secondo me è la squadra superiore in Super favorita. toto. Domani si giocherà la finale con Fuzzareggiana, che è stata anche una sorpresa. Non bella solo calcettisticamente, va detto. Assolutamente. Intanto l'apertura cercata del numero 9 Taha Ibrahim, fuori Bertoni, dentro anche Luca Bonazzo, i due, il 9 e il 20 ieri assenti, gioco forza, insomma Mister Donisi ne deve mettere in campo, tra distinta e campo, solo 12. E questo per il Montello, attenzione, coach, il tiro, se l'Arzignano doveva fare i conti anche con varie assenze in vista delle big match con il Montello che può permettersi anche di andare a conquistare una coppa perché ha una rosa più lunga. Giatta intanto prolunga il pallone, Leandrigno lo scippa, arriva poi da dietro Seba, scarica lontano coach, rimessa laterale. 3 minuti quasi sul cronometro, sempre 0-0 con
Una bella occasione per il Godego. Leandrigno, la girata, lo Sdocim, il pallone che resta, il gol dei più facili per Luca Bonazzo, l'ingenuità, l'errore della difesa, un rimpallo e Bonazzo da 2 passi non perdona. Andiamo a rileggere l'azione, Vincenzo. Sì, qui Leandrigno, io ho sentito anche un destro-destro, ma sicuramente non si può chiamare la direzione sulla quale può andare un giocatore del genere. La palla arriva in qualche modo in mezzo ed è uno dei gol più facili della carriera, seppur giovane, di Luca Bonazzo. 3 minuti, passa in vantaggio il Montello. Alla prima occasione la risposta, vediamo, del Godego, bene per Giata, il tiro, Boin centrale, dice di no. Però un Godego che comunque è in partita, risponde subito di essere presente. Vedremo quanto potrà durare anche l'energia della formazione rossonera di mister Marotta, che deve fare a meno di Azabi. Ha speso molto anche ieri, una partita ricca di emozioni. Forse il quarto di finale più elettrizzante, più incerto, come doveva essere, visto che giocavano la quarta e la quinta Quella squadra tra Diavoli del girone. e Godego, esattamente, è stata comunque una partita molto intensa che ha portato sicuramente via molte energie. Ricordiamo anche i crampi, per esempio, di Massarotto. Sì, che infatti subito avevo pensato anche al peggio, perché Massarotto era uscito claudicante, per fortuna di mister Marotta erano solo crampi, sarebbe stata un'altra pedina importante non a disposizione. Eccolo qui, lo abbiamo chiamato e per l'appunto il cambio con Salifu. Il 27 rossonero al posto del numero 9 Salifu. Pronto a rientrare anche Edgar Bertoni, uno che di finali ne ha giocate molte nella sua carriera e ne ha anche vinte, quando vestiva la maglia della Luparense, giusto per citare la squadra gloriosa. Attenzione, va sul fondo, bravo Prosdocimi ad uscire, poi l'ultimo a toccare Giata, che si arrabbia con i compagni, non buono il movimento difensivo a suo modo di vedere di Sebar. Fornasier da distante, Prosdocimi smanaccia Giata, viene fermato, non c'è il fallo, arriva in un secondo momento il fallo, aveva dato il vantaggio, però decretato falloso l'intervento di Andrea Fornasier. Sebar per Coach, pressa però a tutto campo la formazione di Donisi, vuole riprendersi il pallone, tiro insidioso che ieri ci è andato molto più vicino, beccandola alla porta. Comunque qui fa correre qualche rischio Boin che comunque ha seguito con la coda dell'occhio la traiettoria del pallone, che lo ha fatto sfilare alle sue spalle. Ancora Montello, Bertoni fa buona guardia come ultimo uomo, lo scambio a sinistra per Mion. Bertoni non può dare palla a Massarotto, è costretto a rilanciare lontano. Mister Marotta comunque spinge i suoi in avanti, sulla pressione anche il Montello dei campioni può sbagliare. Certamente, faceva nel mentre un po' di senso a guardare le carte d'identità di Bertoni e Massarotto, 25 anni di differenza tra i due. Rimessa laterale con Bertoni a giocare il pallone per il numero 23 Panziera. Panchina lunga, quella di mister Donisi, che sfrutta tutti i giocatori. Al momento non è ancora entrato Epp, qualche minuto anche a rifiatare dopo il riscaldamento per il numero 2. Tanto Sebar riparte, viene fermato, prolunga ma non arriva a buon fine il pallone per Coach. Che ieri, contro il Miane è stato autore di una grandissima prestazione. Lì dietro è sempre difficile da passare, giocatore che sa dire assolutamente la sua per una categoria come la C1. Montello che comunque non ha avuto vita facile ieri, perché il Miane ha sfiorato il gol del 4-4, poi la partita è finita sul 6-3 e Miane che stava per mettere in atto il colpo gobbo, poi però la capolista insomma ha dimostrato che lì la classifica valeva. Massarotto intanto protegge bene il pallone, lo perde, lo recupera Panziera che vola, viene però fermato il 23 in maglia bianca. Squadre che offrono molti spazi agli attacchi avversari, bene però le difese fin qui.
pronto a rientrare intanto Taha. Prosdocimi esce, si prende il pallone, lo serve a destra per Coach. Coach avanza a buttare Bertoni che gli sbarra la strada. Velo di Mion per Boin che carica lungo verso Panziera, direttamente tra le mani del collega. Tra l'altro Prosdocimi classe 93, 10 anni di differenza tra i due portieri. Boin 42 candeline, ne farà 43 il prossimo 28 di marzo. Boin ha iniziato a giocare nei campi che contano e io ho iniziato a scrivere le partite, conosco da un po' di tempo, e nonostante le candeline che poi vogliono dire nulla, perché ho avuto anche la fortuna di vedere molto dal vivo da vicino il buon Marzio. Certamente Marzio, bandiera storica. Qui intanto dell'Arzignano. Mion con la schiena respinge il tiro del compagno di squadra, il numero 20 Bonazzo, che lascia il campo a Ibrahim Taha. Predica calma intanto da fuori Salifu, è forse uno dei problemi del Godego quasi di ogni anno, non deve farsi prendere da nervosismi inutili e giocare la propria partita, perché il risultato dice solo 1-0. Il campionato lo scorso 21 novembre finì con una goleada 9-1 per il Montello. Cioè sì, 9-1 per il Montello, Godego che non vuole assolutamente bissare quella brutta sconfitta, e fin qui comunque sta giocando bene. È chiaro che la qualità e la panchina lunga del Montello danno favoritismi alla squadra di mister Donisi, però anche dalle parti di Boin si è affacciata la squadra rossonera, è mancata quella precisione. Tanto anche Daniel Wali entra da centrale, ruolo un po' adattato per lui questa ultima parte di stagione, visti anche i problemi nella caviglia. Attenzione però, Gol! Il pareggio del numero 9 Fishal Salifu, e lì il fisico, bisogna dirlo, Bertoni il a fisico ha fatto fisico, tutto. ma anche lui non pecca assolutamente. Salifu Fishal, difficile veramente da spostare, andiamo a rivederlo qui nel replay. Bertone tiene botta, ma una volta passato davanti Fishal è anche bravo ad incrociare. Tanta roba questo Questo è gol. un gran gol veramente. Quindi ristabilita la parità, 11:35 della fine. Tra l'altro era proprio evidente che Bertoni lo stava strattonando perché faticava ad avanzare. Grande Salifu, gran gol. Stavamo proprio dicendo che sta giocando, è in partita il Godego, sarà contento mister Marotta. Qui intanto coach salta e Taha, si danno il 5 i due la mano, non c'è situazione fallosa laterale di Bertoni in mezzo per il tocco, no, non c'è il tocco di Daniel Wali, dunque è stato Riccardo Fantini a deviare alle spalle di Prosdocimi. Un pareggio che fa bene anche all'economia e allo spettacolo della partita, Vincenzo. Certamente, rigori alle quali siamo arrivati solamente con la sfida tra San Martino e Tiene, lunghissima direi, interminabile. E non chiamarmi stasera perché sono già le 21:45, vorrei andare anche a casa a riposare. Domani abbiamo l'ultimo Tour de Force, a parte gli scherzi. Oggi rigori, domani invece l'eventualità anche di tempi supplementari. Palla lunga per Giata la domestica bene, esce Boin che spara su Taha. Abbiamo già visto nella partita di prima un paio di errori della difesa tiranese, carambola all'autoretta di Zuccone e poi anche l'uscita maldestra di Gonella. Ancora la giocata, Salifu per Giata, Boin strepitoso, ma non c'è il fallo. E qui prende anche il fallo da Bertoni. Salifu sicuramente lì davanti può sicuramente favorire l'economia del gioco del Godego, perché pivot così in giro non ne vedo tanti. Assolutamente, sportellate come fosse una gara NASCAR questa in campo. Beh, prima sicuramente il sorpasso di Salifu era proprio da circuito. Intanto vediamo questa punizione con il Godego che non ha assolutamente paura della capolista. Vediamo che si porta sul punto di battuto Daniel Wali. Ieri ha procurato anche un rigore, per sua fortuna è cambiata la regola perché dopo è stato ammonito, sarebbero stati 2 gialli. La rincorsa di Wali, si sposta Giata sulla destra, Wali va a passare per Salifu e Boin la alza ancora. Ad andare sul proprio primo palo e a chiudere la traiettoria di tiro di Salifu. Anche perché la porta era libera.
Wally. Intanto Mbarek è entrato anche là, no? Safwan Sì. Marek, sì. Che comunque i suoi gol li ha fatti da quando è arrivato qui a Godego. Parlavi di 2 gialli prima e se non sbaglio li ha ricevuti in entrambe le gare della Mestre Fenice Kevin Schiavinato, che salvo errori domani dovrebbe saltare la finale. Sai che me l'ero perso questo. Me l'ero perso, ma ora che me lo fai venire in Perché mente... c'è stato l'episodio di Bellu con Rosso ritirato, diciamo così, dal direttore di gara che si era sbagliato proprio col 10, ammonito però anche nella partita col Conegliano. Quindi domani mancherà Kevin il Terribile, come l'ho soprannominato. Attenzione, Salifu ancora, Boini in 2 tempi, potenza fisica importante quella di Salifu. Wally intanto va a spingere Leandrigno senza commettere fallo, secondo il direttore di gara il signor Stocco di Treviso. Leandrigno si mangia il campo, porta anche il pallone fuori. Comunque 3 giorni dove gli arbitri hanno sempre lasciato correre. Sì, molto. Non è più il calcio a 5, il calcetto Forse di per una volta. favorire anche lo spettacolo, per l'appunto 2 falli a 0 comunque a fine primo tempo, a metà del primo tempo, scusate, non sono nulla di che, diciamo così. Anche perché, come dicevo prima, questa è la 12ª partita e fin qui non abbiamo ancora visto un tiro libero. Vero, giusto, Massarotto, ora che mi ci fai pensare, Testa. attenzione, bravo qui Boina, rischiosa questa uscita, ma la sua esperienza insomma l'ha portato ad arpionare il pallone. Sì, i calci di rigore tra l'altro infiniti tra San Martino e Città di Tiene. Anche Occhio qui qui alla trattenuta c'è il fallo. del 24 Fantini che si aggrappa letteralmente a Massarotto. Gli voleva portare via il pantaloncino. Probabilmente Fantini è juventino, quindi voleva mettere il pantaloncino C'era già nero. viste, se non ricordo male, in Fenice Conegliano con Bellu. Sì, abbiamo visto anche le mutande del Esatto, giocatore. esatto. Wally intanto cerca l'imbucata, si sposta Wally, fa partire Giatta ma fa buona guardia, però fino a un certo punto Bonazzo che poi perde il pallone, l'imbucata per Giatta, poi bravissimo Fornasier a recuperare in scivolata. Applausi comunque per Giatta da parte del suo mister Paolo Marotta. Bravo, sì, Mister, perché- mister tutto fare perché fa le distinte, fa la formazione, fa tutto mister. Mbarek. Bravo per l'appunto prima Fornasiere, perché Giata, come anche Zuccone l'Arzignano, penso sia uno dei tiri di punta più difficili per un portiere da leggere, veramente rapida l'esecuzione dei due. C'è il quarto fallo ed è un fallo davvero stupido questo, ha rischiato anche il giallo. Perché per l'appunto Un fallo di Fantini- frustrazione di Fantini perché probabilmente aveva appena preso fallo. lo aveva subito probabilmente prima, però ha rischiato, infatti le proteste per un giallo, mezzo cartellino lì forse ci stava. Era giusto, Soprattutto- abbiamo appena parlato di falli, ne hanno fatti 2 in 30 secondi. Ed è il quarto fallo, 8:34 dalla fine, attenzione, perché la spada di Damocle del tiro libero può essere fattore anche decisivo. Dicevi appunto tu anche il tiro di Giatta è davvero preoccupante. Massarotto intanto si accentra ma viene fermato nel migliore dei modi da Fornasier, poi Wally scivolata, scarica il pallone fuori dal campo. Già rimesso in gioco da Fornasier per Leandrigno. Leandrigno che avanza, va a puntare Massarotto, si accentra Leandrigno con la testa, Wally prolunga in fallo laterale, si dispone bene però il Godego, difficile dietro. penetrare in questa difesa. Molto basso, addirittura quasi tutto dentro l'area la formazione di Marotta, però per ora sta dando i propri frutti. Conquista un corner la squadra oggi in maglia rossonera, strisce verticali rossonere. Leandrigno scivola il pallone sotto la sua suola, appunta Massarotto, scarica però dietro, forse qui c'era il fallo. Leandrigno l'occhiataccia a Massarotto, non ravvisato. Leandrigno che A colloquio con discute Stocco. con il direttore di gara. Massarotto, Leandrigno, Godego che può che spendere qualche fallo se deve servire. Attenzione, palla per Leandrigno, c'è il fallo di Wally. E qui giusto il fallo. Attenzione Arriverà che si probabilmente scagliano anche gli il giallo animi. per il Viene capitano venuto Giatta. che ha spinto lontano Leandrigno. Parlavamo per l'appunto prima, dicevo, Testa in apertura, del nervosismo che potrà pelare in casa Godego. Deve stare attenti alla formazione di Marotta.
perché non può permettersi di rovinare da quel punto di vista una partita Assolutamente. che si può finora permettere danno- di giocare alla pari. Si danno il 5 e 2. Intanto Giatta va in panca per un cartellino giallo che deve fare attenzione. Il signor Stocco di Treviso ha estratto il cartellino dal taccuino. 7:35 da giocare. Punizione con Leandrigno sul punto di battuta, una punizione che può diventare pericolosa. Dall'altro lato del campo Colmiane aveva fatto gol, quindi attenzione massima qui per Prosdocimi. Sono Panziera, Fornasier e Bonazzo vicino al punto di battuta Leandrigno. Vedremo se andrà a calciare direttamente, guarda la porta, va a passare per Fornasier, il tiro e Mbarek decisivo sulla linea di porta, andiamo a rivederlo. Andiamo a rivedere, il pallone secondo me entrava. Bravo Fornasier a spostarlo con La la punta sua. Fornasier Entrava, era secco gol. sull'angolino Era basso. gol sicuro. Salvataggio decisivo di Mbarek. Intanto coach mette in fallo laterale bianco. Leandrigno servito ancora a duello con Wally che alza il braccio, apre Prosdocimi dalla parte opposta del campo, palla lunga per Massarotto che mette giù la sfera, cerca di prolungarla, Fornasier interviene, palla che però esce. Partita intensa, ancora 7 minuti da giocare in questo bel primo tempo, Vincenzo. Veramente primo tempo teso e alla pari, questa è la cosa che piace ovviamente a tutti i presenti. Attenzione a attenzione. Wally che va sul fondo, si ferma, Wally in mezzo per Massarotto, cosa ha sbagliato E qui se ne è Massarotto? mangiato Massarotto. Wally ha fatto tutto il possibile, forse più, perché mette a sedere Fornasier che finisce quasi oltre gli stendardi biancorossi e Massarotto mastica il pallone. ci ha provato col mancino, non ha trovato però quel tocco che avrebbe portato in vantaggio i suoi. Occasioni da una parte all'altra, bravo a tenere vivo il pallone Mion, lo scarico dietro per Bertoni che però non è preciso, Massarotto la protegge, fa lanciare Mbarek nella parte opposta del campo. Mbarek cerca di andare sul fondo, viene spinto fuori da Bertoni, allora Boin potrà far ripartire il cronometro, comodo lì al limite della sua area per Bertoni. Leandrigno, la giocata di Leandrigno che va a terra senza il fallo. Massarotto, la difesa ancora Massarotto, la giocata di Massarotto che viene atterrato, quinto fallo di Bonazzo. Quinto fallo è appena al limite dell'area, fortunato anche qui per la posizione, per l'appunto del fallo del Montello. Tra l'altro non lo rivedremo nel replay, ma dopo il tiro la giocata a nascondere il pallone di Massarotto. Con il tacco, tanta sì, per cosa. allargarsi sul proprio piede forte, mancino puro per l'appunto l'ex under del team Giorgione. Quinto fallo, 6 minuti e 3 secondi da giocare, no, non c'è time out. Era pronta la giraffa quando c'era il time out. Sede Wally a colloquio, Massarotto pronto fuori col mancino, vedremo il movimento invece in Mbarek. Il fischio, Wally, l'hanno in corsa, a coach, il tiro al gol, va in vantaggio il Futsal Codego con il destro potente che va a perforare le mani di Boin del numero 8, del numero 7, coach. 2-1. Forse qui non so se Boin se lo aspettasse, però un tiro che parte sì forte, però scende, la palla quasi spezza le mani di Boin e finisce dentro in rete per quello che vale il 2-1 Codego. La ribalta il Codego dopo essere andato in svantaggio, un 1-2 importante che rimette sul +1, bene coach. E ricordiamolo che per altri 6 minuti quasi ci sono anche i 5 falli del Montello. Assolutamente. 5:40 da giocare. Bertoni, il suo Montello deve cercare il pari e anche deve fare attenzione a non commettere falli. Panziera va dalla parte opposta per Bertoni, Prosdocimi si scalda le mani, lo scambio con Leandrigno, rischio Panziera, il tiro, pallone che esce, c'è una deviazione però, dunque calcio d'angolo.
Corner per la formazione di Mister Donisi, che andremo a seguire in live sul canale LND del Veneto per questa quarta semifinale di oggi. Massarotto in scivolata prolunga il pallone, la rimessa laterale per la squadra trevigiana. Se ne carica della battuta Panziera, dietro per Bertoni, l'imbucata in mezzo, bravissimo Prosdocimi, Leandrigno però ancora, il tiro che sbatte lì, il pallone che resta lì, confusione, un flipper, si salva ancora il Godego, grande uscita di grande Prosdocimi. bucata di Bertoni, ancora meglio l'uscita per l'appunto di Prosdocimi, che anche fin qui sta chiudendo la propria porta come accaduto nei quarti. Vuole anche oggi prendersi uno degli MVP dopo la gran partita di ieri, gol e grandi parate. Montello che arriva invece, abbiamo detto, dopo è successo col Miane. Leandrigno, scodella per Bertoni, ma è un pallone irraggiungibile. Andiamo ad ascoltare Mister Marotta che chiama il time out. Cerchiamo di non fare errori, continuiamo così, stiamo agitando, sopra noi calmi. Sereni, time out serve solo per farvi rifiatare e calmarvi un attimo. Basta scivolate, facciamo 2 passi, andiamoli sulla palla, che siamo rapidi poi a ripartire. Lasciali giocare sulle bande, chiudiamo bene il centro. Lì è fatto, ascoltami, lì è fatto la cosa più difficile, fare la superiorità numerica. Giocagliela sul corpo, stiamo andando benissimo. Quando stiamo soffrendo, rimessa laterale, ricominciamo a giocare, non possiamo andare sempre su e giù, perché Facciamoli correre, perché se no ci siamo a difendere adesso. Dai, No, raga, è importante giocare a testa. Un mix di linguaggi con Ermista che ci mette il suo romano, Prosdocimi, Veneto Doc, Però e anche come dell'italiano, sempre, però insomma dai, bene o male hanno parlato tutti, un time out dove non solo Paolo Marotta, il tecnico, ha parlato, anzi ha dato spazio anche ai suoi ragazzi, perché è giusto che anche siano proprio loro a darsi le dritte, stanno vivendo loro in un momento importante della partita, 4:50 da giocare, intanto è entrato Salifu, dopo aver rifiatato. E come abbiamo detto più volte, molti di quelli che hanno parlato sono ricaduti per l'appunto sull'aspetto mentale di questa gara. Assolutamente. Laterale con Leandrigno. Leandrigno, il movimento dei compagni, con il tiro Prosdocimi, il pallone che resta lì e poi Wally, clamoroso nell'intervenire in modo spettacolare. Resta a terra Prosdocimi, che chiede l'intervento degli arbitri. Si è rialzato intanto il numero 12 del Godego, poi Wally si è scaraventato sul pallone lì vacante, vicinissimi al pari quelli del Montello. Bertoni, la giocata dietro per Leandrigno che calcia, ancora Prosdocimi, super Vincenzo. Ancora una volta super Prosdocimi a volare da un palo all'altro della propria porta. Corner per la squadra dei Donisi, con Bertoni che calcia in corsa, con Mancino che si perde alto. 4:28 Prosdocimi, palla lunga profonda per Salifu che la domestica, se la porta però fuori. Laterale già battuto dalla squadra di Mister Donisi del Montello, con Bertoni che avanza, giro palla, arriva a Couch che viene fermato senza fallo. Leandrigno va sul fondo, viene toccato quel tanto che basta da Salifu per fargli perdere l'attimo. Palla per Prosdocimi, il rilancio troppo lungo anche per Salifu, intanto rientra Taha al posto di Mion, proprio il 9 riceve il pallone da Boin. Lo scambio a destra per Bertoni, giro palla ancora per l'imbucata a Taha pivot. Bertoni, Leandrigno forse uscirà solo per andare in bagno alla fine del primo tempo. Sì, lui e Bertoni, l'età, lo Anche dicevamo Bertoni. anche prima, non conta assolutamente niente. Sono sicuramente 2 punti cardine di questa Attenzione, squadra, occhio però. Sebar per Salifu che si accentra, Salifu il tiro, Bertoni
chiude le gambe, dice di no, il pallone non è uscito. Salifu poi spizza via la sfera verso le mani di Prozdocevic, apre subito per Mbarek sulla destra. Mbarek si prende una rimessa laterale, pronto Giata proprio per il numero 4 rossonero che torna in panca a riposare. Laterale con Capitan Giata che fa muovere nuovamente il cronometro, 3:20. Giata prolunga per Salifu. Salifu protegge il pallone, spalla alla porta, arriva il raddoppio di marcatura di Leandrigno. Si arrabbia un po' Giata, poteva giocarla prima. Sì, qui forse è troppo lento Salifu. Fatto sta che ci sono altri 3 giri di lancette da vivere qui la Belboté. Leandrigno, attenzione all'apertura di Panziera che non viene visto. Leandrigno fa tutto solo, poi scarica a destra per Bertoni che prolunga verso Leandrigno dove tocca il pallone, non c'è nessun compagno. Leandrigno, Sebar forse voleva prendersi il fallo, ma invece ha quasi regalato un pallone che poteva diventare d'oro. Rimessa laterale per i rossoneri, ha chiesto subito scusa l'ex giocatore tra gli altri anche di Cosmos e Rossano. Palla lunga di Sebar per Massarotto, un flip premia il 27 rossonero, palla dietro per Giata a calciare, a trovare il muro di Panziera, poi Bertoni di testa per Leandrigno. Leandrigno cerca di andare via, Wali prende il pallone, commette fallo. Mi resta giù Wali, non ho capito benissimo la dinamica, forse nello scontro per l'appunto nel fallo commesso. Secondo me dopo il fallo, perché prima ha commesso il fallo, poi Leandrigno nel rialzarsi probabilmente lo ha colpito al ginocchio, nulla di che. Anche loro guardano la Serie A, quindi qualche esperienza c'è. Massarotto intanto cerca di andare via sul laterale, ci riesce, viene fermato dal raddoppio di Fournasier. Laterale 2:19 da giocare, Sebar dietro da Prozdocevic, non preciso, riesce comunque il portiere a tenere il pallone. Boin esce al limite dell'area con i pugni, lo respinge lontano. Godego che però dovrebbe provare a puntare a prendersi quel sesto fallo, così fanno felici anche me che voglio un tiro libero. I giocatori sicuramente che possono puntare l'uomo ci sono tutti. Giata! Uno degli altri per l'appunto Giata, Massarotto stesso, molte le individualità importanti nell'1 contro 1. Al conto dei falli ormai fermo a 5 da un bel po' di minuti. Il pallone che gli è arrivato lì all'improvviso ha chiuso bene il tiro senza però trovare lo specchio di porta. Leandrigno, Sebar recupera ancora, palla per Giata che la tiene viva. Massarotto, Giata in mezzo per Massarotto, recupera bene la difesa, ma ancora Massarotto prende il pallone, si accontenta della rimessa laterale. Godego che fin qui sta anche meritando il vantaggio, sta giocando una partita a viso aperto. Penso che in pochi qui presenti anche da casa avrebbero scommesso un risultato del genere. Ma sicuramente tra lo spogliatoio del Godego la mia idea è che ci sia di fare il risultato in casa propria, visto che comunque oggi è segnato a destra sul tabellone, ma questa è la casa, la Belboté Arena proprio di Tombolo e del Futsal Godego. Attenzione, ha rischiato un fallo che sembrava grandissimo, qui ancora bravo Prozdocevic, può ripartire in contropiede, allora Giata, Massarotto fermato dall'attacco, non c'è fallo, adesso è una selva di falli commessi, non ravvisati, diventa quasi un turbinio. Lo sappiamo che sono sempre un po' titubanti a fischiarli i tiri liberi gli arbitri, qui spinta di qua, spinta di là e il gioco si fa proseguire, si lamenta la panchina del Godego. Il rischio però che diventi un Far West c'è, bisogna fare attenzione a quello, perché Non essere bravi i direttori di gara a gestire per l'appunto l'esito dell'incontro in questo senso. Intanto ci riprova Prozdocevic lanciando la lunga, andando comunque vicino alla porta di palla Boin. che si abbassa pericolosamente, Boin attento. 1 minuto esatto a riposo, 2-1 avanti il Godego. Fournasier fa girare palla il Montello, Mister Donisi sicuramente aveva qualcosa da ridire ai suoi ragazzi sotto, vicini ad andare sotto all'intervallo. Leandrigno, si centra Leandrigno, scarica dalla parte opposta, attenzione il tiro, fuori di poco, Grande botta conclusione questa di Bonazzo, l'ex Flame rientra e tira col proprio mancino, sta affilata di Prozdocevic, legge fuori ma non di molto.
ad avere il possesso palla Boin per il Godego sul rilancio lungo non arrivato a Massarotto di Prosdocimi. Ha ultime speranze per centrare il pari in casa Montello, laterale per la squadra di mister Donisi con Taha che mette il pelo sulla riga nera, scarica dietro per Leandrino fa segno ai compagni di squadra di muoversi, va sul fondo, viene fermato da Sebra che rilancia lontano, meno di 20 secondi, ultimi 15 di gioco. Fornasier scarica a lungo, Sebar di testa per Massarotto, Leandrino interviene, 8 secondi, probabilmente sarà l'ultima azione offensiva per il Godego, palla per Giatta che si accontenta del risultato di intervento pulito sul pallone di Wally, duro ruvido ma palla piena. Fornasier, lo scambio con Taha, fermato da Wally, poi il pallone che era arrivato fermato in una situazione di gioco molto pericolosa. Suona la sirena, si va a riposo con il Godego avanti 2-1, una partita che ha regalato 3 gol, comunque varie emozioni, ci stiamo divertendo Vincenzo. Esatto, bravo il Godego a riprenderla e a breve per il secondo tempo di questa grande sfida. Riposiamoci e poi l'ultimo tempo di questa lunga giornata di semifinale.
Eccoci live nuovamente per il secondo tempo. Intanto subito da notare che Robazza ha preso il posto di Boin tra i pali e c'era un attimo, c'era bisogno del crono manuale qua vicino a me. Ciao Alessandro, mi hai trovato. E Capitan Coppe si è riscaldato a lungo con entrambi. Ce li eravamo dimenticati, talmente ne ha tanti mister Donisi a disposizione che ce li eravamo dimenticati. Li ha praticamente fatti scaldare nell'intervallo. Lui ha parlato con il resto della squadra. Non ne abbiamo sicuramente dimenticati però due a caso, il capitano ed Epp, che per l'appunto nella gara d'esordio è stato quasi sempre in campo. Alla subito di Epp per Coppe che prolunga Prosdocimi, si prende il pallone. Bene Salifu, ancora a calciare. Robazza segue il pallone uscire alle sue spalle. ...30 secondi di gioco, si riparte dal 2-1 del primo tempo per il Futsal Godego, con un Montello che carica altri assi del suo mazzo per questa sfida. Vincenzo Coppe, il capitano con la maglia numero 19, porta il pallone sul destro, viene fermato da Wali, va ancora via Coppe, palla in mezzo, Giata come può salva, una muraglia, pericolo, è un contropiede sprecato perché bravo Epp a fermare Wali. Sebar arriva poi in corsa, c'è il fallo combinato a Andrea Panziera, primo fallo di questa ripresa. Lo avesse commesso nel primo tempo era tiro libero. Tutt'altra storia, esatto. Sebar, scodella lungo per Giata, calcia al volo il capitano Flamingo Giata, coordinato ma Sì, semplice ma efficace per l'appunto questa soluzione offerta al capitano da Said Sebar. Bertoni a destra, in mezzo per Panziera, ancora Bertoni, Coppe, Epp, fa girare palle, la formazione di mister Donisi, girano anche gli uomini a sua disposizione, bravo Sebar in scivolata a prolungare il pallone in fare laterale. Bertoni dietro per Coppe, non è precisissimo ma il capitano dei trevigiani tiene comunque viva la sfera, applaude qui Bertoni, palla però che sfila fuori, 2 minuti di gioco, poco meno, ancora 2-1 Godego. Cosa deve fare il Montello per cambiare l'inerzia di questa partita? Montello secondo me intanto sull'ennesimo tiro al volo di Giata, anche questo fuori dalla porta, deve non puntare troppo sulle singolarità ma far girare di più questo pallone, perché prima in molte occasioni ok che è la 10, ok che sei Leandrigno, ma il Godego si è sempre chiuso in modo molto stretto davanti alla propria porta, facendo far fatica alla squadra di Donisi. Calcia Coppe, Giata alza la traiettoria del tiro del capitano avversario in corner, angolo per la squadra di mister Donisi con Bertoni che va a prendere il pallone nel sistema nella lunetta, palla per Epp, scivola a terra Epp, non c'è alcun fallo, è comunque rimessa laterale sempre in zona d'attacco per la squadra di Donisi. Bertoni per Coppe che mette il pallone, ferma il pallone con la suola, Coppe, lo scambio ancora con Bertoni che va dalla parte opposta verso Panziera, il giovane, lo scambio con Epp che cercava di chiudere il triangolo, bravo Sebar qui a seguire l'italo brasiliano. Salifu di fisico, avanza, la puntata, la palla che tocca, che arriva a Giata, poi grande smanacciata di Robazza che salva da un tocco morbido, ancora Giata in mezzo per Wali, l'ha salvato, no, è gol, il gol di Wali,
Vediamo se ci sarà il replay, però il direttore di gara Seo Stock ha subito alzato il Andiamo a braccio vedere destro. tramite il nostro replay la nostra goal line technology, chiamiamola così. Wally batti e ribatti e Robazza sembrerebbe tirarla fuori. Ci fidiamo del direttore di gara Niccolò Stocco di Treviso per quello che vale il secondo gol in questa competizione di Daniel Wally e il Gol 3-1 pesante. Godego, Gol pesante. che inizia Manca- benissimo questo secondo tempo. Però Manca ancora una vita, gol pesante. Rivedendo il replay, inganna forse un po' comunque che il pallone Robazzo lo abbia, mi sembra di ricordare, spinto un po' verso fuori, come se fosse un po' entrato, però anche sicuramente la era posizione del corpo per l'appunto del era- portiere rivolta verso la propria porta. il direttore di gara era posizionato meglio rispetto alla nostra posizione. Certamente. Da qui difficile capire se il pallone fosse tutto entrato. Il mio orologio non è suonato. Beh, non sono così ricco di avere l'orologio che suona. Intanto l'apertura di app per Panziera che non trova il tap-in sotto porta. Un Godego che al momento sta sovvertendo i pronostici del caso. Palla lunga per Sebar che con la spalla non riesce a trattenerla in campo. Sicuramente gli amici del Mestre Felice tranquilli mentre mangiano la loro pizzetta post vittoria staranno guardando questa sfida che vale l'accesso alla finale di domani sera alle 19 proprio contro la squadra veneziana che un anno dopo la conquista della Coppa di C2 sempre qui a Tombolo cercare di conquistare quella di C1. Epp gira lato per Bertoni, non va a caricare il destro, una finta, ci prova. Tanto fuori Tiro- dal campo, ghiaccio, qualche problemino forse per Assad Kuc, vedremo se poi si risolverà il tutto. Anche Massarotto, claudicante, occhio anche qui alle scarse rotazioni Casa Godego. Intanto Bertoni in precedenza aveva messo in corner Prosdocimi, rilancio lungo, il palo di Prosdocimi con Bertoni che aveva fatto velo. Non so Adesso- se abbia chiamata l'estremo difensore, ma fatto sta che il rimbalzo stava per cogliere tutti impreparati. Con Prosdocimi che calibra benissimo i suoi tiri. Non vuole E essere ha- MVP solo tra i pali. E ha il sfiorato buon Davide. anche stasera il gol, palla proprio ancora per Prosdocimi che arma il sinistro, lo penella avanti per Giata, ci mette la testa Bertoni evitando che ce la possa mettere il capitano rossonero. Giata gioca dietro per Sebar, che brividi per Robazza che ha già subito un gol, due li aveva subiti Boin nel primo tempo. Ancora palla per Prosdocimi, lungo per Giata, Robazza un muro stile pallavolo, smanaccia lontano. Vediamo intanto, ancora presto, Molto coinvolto Prosdocimi in questo secondo tempo, con i lanci lunghi, a cercare sempre la spizzata di Giata. perché poi Robazza gioca anche bello fuori dalla linea di porta e quindi Prosdocimi appena può, sicuramente Robazza Occhio ora ce lo butta. interverrà in modo diverso. 14:40, Sebar in scivolata si oppone al passaggio di Epp per il rientrante Leandrigno che dopo aver iniziato questa ripresa dalla panchina è subentrato in corso d'opera al posto di Edgar Bertoni. Leandrigno, Coppe, si fa vedere Epp, Coppe va da Leandrigno, il pallone gli sfugge dal controllo. Epp indica al signor De Marchi di Schio di controllare le smanate avversarie. Il direttore di gara sorride quasi ad annuire, come a dire è il mio lavoro, lo sto facendo. Intanto bene recupera il contro pallone due. Bonazzo, fermato da Wally, strepitoso Wally non dà scampo qui, Salifu perde il pallone e arriva ancora Wally. Fisico, destrezza, gran partita anche oggi quella di Daniel Wally. Laterale, intanto è rientrato anche Taha. Epp, l'apertura destra proprio per Ibrahim Taha. Epp, Leandrigno,
si muove Bonazzo, Leandrigno fermato da Sebbar, il tocco ultimo è di Leandrigno, quindi rimessa laterale. Sebbar aveva mosso entrambe le braccia e non si ricordava più. Attenzione, Bonazzo, il fallo su Bonazzo, Leandrigno il tiro, Prosdocimi ferma il gioco, è rimasto a terra, è rimasto a terra, mette in fallo laterale, palla messa fuori, c'è un sicuramente fallo cumulativo, arriva in questo momento e forse arriva anche il cartellino giallo sì. per Salifu, che d'esperienza era ha provato uscito. ad abbandonare il campo. Il direttore di gara, il signor Stocco, ha ravvisato subito il cartellino. Attento su questa dinamica, ma come dicevamo anche nel primo tempo test, partita molto intensa, che il conto dei falli qui dice solo 1-1, ma sono veramente tantissimi duelli a tutto campo, con Wally e Sebbar su tutti, a metterci sempre il piede senza mollare nulla. Zoppica il numero 20 Bonazzo con Wally che restituisce subito il pallone sportivamente ad Epp. Taha, Bonazzo che è rimasto comunque in campo dopo il colpo subito poco fa, dietro palla per Leandrigno, lo scambio con Epp che si accentra, movimento dei compagni di squadra, Epp ancora in possesso, l'imbucata per Leandrigno che si gira, non trova però lo specchio di porta, Sebbar difende benissimo. Non lo lascia respirare Leandrigno Sebbar, se passa da Sebbar o Wally poco cambia, veramente sempre appiccicati al 10 maglia bianco-blu. Giatta scodella dietro per Sebbar che prolunga il pallone, Epp di testa per Bonazzo, Massarotto si prende la sfera, c'è il fallo. Fischiato un po' indifferita qui da parte di Stocco, questo secondo fallo del Godego. Forse si è accorto che comunque non c'era più il vantaggio, forse il meno fallo che abbiamo visto questa sera, in questo ultimo quarto di finale. Si gioca, Taha proteste, ma tanto il tempo qui è fermo, quindi nessuno perde tempo, anche se ovviamente abbiamo fretta di andare a casa a riposare, domani ci aspettano le ultime due partite. Epp, Bonazzo che non avanza, Leandrigno il tiro fermato ancora da Sebbar, bravo Wally, resta lì il pallone e poi il no Prosdocimi e una scivolata clamorosa di Sebbar. Sempre lì ad aiutare Prosdocimi in tutti i sensi, veramente. Godego che sta dando tutto per raggiungere la finale di domani. Conta il direttore di gara, Epp, il tiro, il palo ancora, rigore, qui c'è il rigore. Sebbar A casa magari può servire il replay che andiamo a rivedere subito, eccolo qui, Epp al tiro, la palla e il palo soprattutto aiuta Prosdocimi. Sebbar in realtà tira via le mani all'ultimo, ma l'arbitro vede la trattenuta e l'impossibilità per il Montello di concludere a rete. A mio modo di vedere il rigore c'è, Sebbar è stato un po' ingenuo, si è disinteressato di un pallone che era in possesso per la formazione rossonera. Sul dischetto posiziona la sfera il numero 2 Epp contro Prosdocimi. Vogliono fare la barriera qui dei Godego, ma non possono. Accettano la decisione arbitrale ed è tutto pronto per il tiro di Epp. Diciamo che il prossimo anno abbiamo bisogno della line technology. Attenzione, intanto seguiamo questo rigore con Epp, lunga rincorsa di Epp, il tiro e il gol! Forse palo. Ancora una volta Beffardo, vediamo il palo alla destra di Prosdocimi. Prima palo e poi colpisce il polpaccio per l'appunto l'estremo difensore. Autogol di Prosdocimi. Proprio nell'azione che ha portato il rigore era stato fortunato, il rimpallo sul palo questa volta condanna Davide Prosdocimi. La riapre il Godego da rigore, 12-10, 3-2. Qui ancora Leandrigno si prende il pallone, c'è il fallo di Giatta
E il secondo giallo, cartellino rosso per Giata, che ha trattenuto Leandrigno da dietro. Si arrabbiano quelli del Godego, cambia la partita con Giata che si prende il secondo cartellino giallo combinatogli dal signor Stocco di Treviso. Time out intanto per mister Donisi, che andiamo ad ascoltare. Non stiamo larghi con questi, stiamo stretti, li prendiamo in mezzo. Se riusciamo, questo suora calcia, se questo viene a chiudere, finta di calciare, la mette su questo e ne ha sul palo. O se questo la prende troppo qua, questo non sta sul palo, mezza luna e viene qua. Pazienza, se prendono palla loro, andiamo a raddoppio con 2 su quello con la palla, ok? 2 su quello con la palla per rubargliela subito, chiaro? Pazienza, abbiamo 2 minuti. Però ragazzi, se la palla è nella mano del portiere, io difendo il pivot qua e l'altro qua davanti, ok? E qui time out test in cui mister Donisi ha sottolineato l'importanza in questi 2 minuti di giocare largo, non vuole far respirare il Godego anche in fase di non possesso, ha detto andiamoli a prendere e Epp per l'appunto ci ha messo l'ultima parola, vado io al raddoppio, il Montello vuole trovare il pari. 2 minuti di superiorità numerica, 12:05 da giocare, parità numerica che verrà stabilita soltanto se il Montello segnerà entro i 2 minuti oppure dopo lo scoccare del secondo minuto con la superiorità. Epp per Taha, Epp il tiro, il gol, immediato pareggio, 6 secondi per trovare subito il pari dopo l'espulsione di Giata, la mette dentro Epp, 3-3, 11:59 da giocare ancora. Qui palla all'indietro intelligente di Epp, troppo schiacciato il Godego, tutto davanti all'area Prosdocimi. Epp bravo pure a piazzarla e il risultato ora dice 3-3. Massarotto dietro per Sebar, adesso sicuramente nella testa dei rossoneri qualche sassolino a dar fastidio, può giocare più liberamente il Montello che ha recuperato lo svantaggio di inizio primo tempo. Qui intanto bravo Massarotto a fermare la corsa di Epp, Leandrigno a dare movimento palla da dietro per Ibrahim Taha. Epp ora imbucata che non arriva di Mion, palla che termina tra le mani di Prosdocimi, Sebar, Massarotto per Mbarek che sbatte sul muro di Epp, Che non potrebbe dire mia, ma gli arbitri lasciano correre anche su questo. Ibrahim Taha, Capitan Coppa intanto, lo scambio con Epp, entrambi mai utilizzati nel primo tempo, minuti importanti invece questa ripresa con Epp che ha segnato il gol. Wali va a prendere lo spazio di difesa, Taha pronto a battere questo corner dietro per Epp che mette giù il pallone che resta lì vicino a Mion, il fallo. Prosdocimi si arrabbia perché aspettava prima il fischio, si va a spiegare con Mion. Parole non dolci, andiamo invece ora ad ascoltare di Marotta. Il tecnico Marotta. E adesso tutta sta rabbia deve diventare energia. Andiamo a vincere sta partita contro tutto e tutti. Perché non una cazzata, ne hanno fatte 2, ci sono passati 2 gol. Il ha fatto 2 gol su deviazione di Ocano, ci vogliono distruggere, ma rimaniamo in Italia che non ce la facciamo. 3-3, manca ancora metà Stiamo tutti, basta, c'ha male alla caviglia, per quello non entra, ve lo dico subito. C'ha male alla caviglia, ecco perché non entra.
Non sottolineiamo proprio tutto test in questo time out. No, c'era Prosdocimi che chiedeva del pan. Che avevamo visto i problemi alla caviglia di Esed Kuc e sicuramente, come dicevamo, si riducono le rotazioni nel Godego, crescono perché ne e avesse continuano tante, quelle Mr. del Marotta. Montello ad esserci, con un app protagonista in questa ripresa fin qui. Godego che però, come diceva Mr. Marotta, fino alla fine ci crederà e non mollerà nulla alla squadra prima in classifica. Un time out più motivazionale che tecnico-tattico. Saltamussa di Wali, no, di Taha, che viene fermato a Massarotto proprio per Wali, contropiede Wali dalla parte opposta per la paratona su Mbarek di Robazza. Decisivo qui Robazza, è riuscito benissimo il Godego, bello l'appoggio di Massarotto, il filtrante di Wali ad innescare Mbarek, a tu per tu con Robazza, non riesce a superare l'estremo difensore. Wali accentra il suo tiro, deviazione, problemini anche per Wali. Non se ne sono accorti, però ora sì, Prosdocimi sicuramente metterà fuori. Mette fuori Wali nel momento di passare il pallone, si è subito casciato a terra. C'è il collaboratore di Mr. Marotta, mentre si va a sincerare le condizioni il signor De Marchi di Schio. Wali, sarebbe un'ulteriore perdita importante, rimane a terra Wali. Viene invitato ad entrare lo staff medico del Godego, si rialza intanto Wali che deve uscire dal campo. Nessuno pronto, arriva Portaluri. Portaluri per lui è un esordio in questa kermesse, primi minuti per il numero Tornato 2 al Godego, Enrico dopo Portaluri. l'esperienza ai Diavoli, battuti per l'appunto dal Godego stesso nel primo turno. Laterale di Ponziera a dare dietro il pallone a Portaluri che tocca la prima sfera di questa sua sfida. Palla troppo lunga anche per Massarotto. Giro palla, attenzione, Sebar si scontra con un avversario, Panziera giro palla, deve fare attenzione Sebar. Squadra giovane intanto in campo per Mister Donisi che ha 3 under, qui ottima la risposta, mi sembra di Prosdocimi, la rivediamo. O Sebar. Fatto bene, lasciato lì Portaluri, la puntata No, di del 23 Prosdocimi. Panziera, ma sempre attento l'estremo difensore Prosdocimi. 4 secondi non rispettati da Ibrahim Taha. Portaluri chiede al direttore di gara da dove si deve ripartire, sarà una rimessa dal fondo per Prosdocimi. 9 minuti e spiccioli ancora da giocare, palla non precisa per Massarotto che chiede al compagno di squadra Sebar una datemela bene, va a puntare molto bene Coppe, scivolata Sebar, mette in laterale, Rischia ancora sempre Sebar. l'intervento veramente scivolata Sebar, fin qui però veramente perfetto. L'unico intervento, Proprio quello del rigore. quello del rigore, che era l'unico intervento non maschio, non fisico, una trattenuta che c'è stata, magari non plateale, però si è disinteressato del pallone. Ibrahim Taha, intanto fermato da Massarotto, Wali, Massarotto, anzi no, era Portaluri, Massarotto per Mbarek, dalla parte opposta per Portaluri, fermato, una scivolata decisiva da Coppe. Ha avuto una grande occasione qui Portaluri perché si era accorto della possibile palla sul secondo palo, lì arriva e con la puntata a destra Si ripresenta subito nel migliore dei modi Portaluri, un Godego che ha poche energie ma in contropiede vuole fermare il gol! Massarotto riporta avanti il futsal Godego, un sinistro preciso, non perfetto qui Robazza, 8:41 di nuovo blocco avanti. intelligente di Mbarek qui, lasciato solo Massarotto che va al piattone di Mancino, anche di Bertoni. forse sì, fatto sta che non può nulla Robazza e torna avanti ancora il Godego, 4-3. Anche quest'oggi gran partita del Godego e divertimento assicurato quando ci sono oggi i giocatori in maglia rossonera.
per una super finale metterei la firma per vedere il Godego a livello di emozioni che non mancherebbero sicuramente. Nella parte opposta ovviamente speriamo anche nel Montello che ha grande qualità, insomma, che vada una o l'altra. Domani sarà sicuramente un grande ultimo atto di questa finale regionale della Coppa Italia Griffata Veneto. Avremo anche i vertici di il buon Beppi Ruzza, anche quest'oggi si è guardato e gustato le prime 3 partite. Coppe intanto, 8 spiccioli, guardato vista da Salifu, rientrato dal campo, Bonazzo a destra, si accentra Bonazzo, arresta la sua azione, cerca di servire Bertoni. Portaluri viene fermato, ma tiene comunque vivo il possesso per i suoi, bravo a tenere vivo il pallone. Barè, la giocata a starzare poi per Salifu, il movimento da aspettare, Salifu, Leandriglio, non lo fermi, Salifu non lo fermi se va via. Da sottolineare intanto anche come sia entrato bene, seppur a freddo, Enrico Portaluri, molto importante visti i problemi di Cuccia. Se dovessi organizzare una rissa chiamerei sicuramente Bertoni e Salifu, li mando avanti e poi arrivo io con tranquillità. Sebar dietro per Davide Prosdocimi, rilancio ancora lungo, sempre preciso, un giro motore del sinistro di Prosdocimi davvero importante. Coppe a puntare Salifu che rientra, Salifu gli fa segno, continua, vieni pure avanti, Coppe scarica Leandrigno, intanto Emp pronto a rientrare, Coppe, Prosdocimi si prende il pallone, rilancia lungo per Salifu, troppo lungo ma Coppe mette comunque con la punta del piede in fra laterale, diciamo tutto palla per Portaluri, un tiro in corsa non perfetto, manca ancora un'eternità. 6:57. Mi viene da sorridere perché abbiamo il buon Marini oggi, tecnico del trucca del tempo. Coppe. Posso dire che il tuo lavoro quest'oggi è il peggiore di questi 4 giorni, 3 giorni, il quarto sarà domani. Prosdocimi per Salifu che mette giù il pallone, triplicato. Attenzione a Bonazzo per Coppe, bravo Sebar, Andrigno Parep. Comunque nonostante le energie che scarseggiano, attenzione alla testa e poi si regala una rovesciata a Sebar. Quanto controtempo Bonazzo che qui di testa ha avuto una grandissima occasione dopo il riflesso ennesimo di Prosdocimi. Panziera ancora Prosdocimi. E qui gli faranno una statua ormai perché dopo tutte le presenze del team Giorgione, TM Giorgione una volta. Panziera! Questa volta l'imbucata giusta di Andrea Panziera che torna a mettere il segno X nella schedina di questa sfida. 6 minuti 2 secondi, la pareggia ancora Panziera, è ancora tutto da rifare, ma per chi lo commenta, per chi la sta guardando senza tifare per l'una o per l'altra, che emozioni questa sfida, Vincenzo. Veramente partita che continua a portare una e l'altra squadra avanti e poi sempre il Montello pronto a recuperare il risultato. Qui Robazza non si fida e tocca il muro della Belboté. Ci sono altri 5,53 da vivere, tutto d'un fiato, perché qui il gioco non si ferma mai. Una spinta di Salifu non ravvisata ai danni di Epp, 3 falli, Godego, 2 Montello, gara spigolosa ma corretta, giusto che sia così, insomma. Sarà laterale, il pallone è uscito prima della linea di retroporta, porta difesa da Robazza, 2 gol subiti da lui, 2 gol li ha subiti Bonazzo.
questa volta sbaglia Bonazzo, voleva un fallo. E qui complice anche l'intervento di Portaluri, un po' il fastidio. Aveva già comunque calciato a Bonazzo. Chiude troppo sul primo palo il tiro che termina out. Sebar fa sfilare fuori il pallone. Laterale, fare laterale. Dunque tiene alta la pressione la formazione di mister Donisi. Va Daniel Wali a battere questo out in campo con Sebar, Ambare e Salifu. Cercato davanti probabilmente il 9. Così è. Anzi no, verso Ambare, che però non prova neppure a saltare, con Marotta che chiama al rapporto i suoi. Leandrigno, movimento palla per Epp, lo scambio con il numero 2 del Montello che subisce il fallo di Wali. Quarto fallo, 5 minuti, 9 secondi da giocare. Epp subito a muovere il pallone per il numero 21 Mion, che cambia lato per Bonazzo scarica per Epp sul fondo, bravo nella chiusura Salifu. Prosdocili per Wali, ha rischiato, arriva con quel pallone a Salifu che spalle alla porta, lo protegge bene, va via di forza. Salifu in mezzo a un pallone dove nessun compagno può arrivare. Leandrigno, nonostante sia piccolino, cosa ha trattenuto? E poi la scivolata ancora di Sebar che rischia tantissimo. Esce Salifu, ma sicuramente stremato dopo quello che sta facendo. Sta portando avanti una squadra da solo, e dall'altra parte Bonazzo. Qualche problemino anche per lui dopo i colpi subiti ad inizio ripresa. Rientra il capitano Coppe per questo laterale che Leandrigno va a mettere dietro per Epp. La finta, che pericolo. Quinto fallo. Che dice di non averlo toccato. Quinto portato fallo. Per l'appunto a 5 il conteggio. Si è ribaltata la situazione del primo tempo. Ora si è in situazione di pareggio, però deve essere il Godego attento in questo caso a non far rovinare una partita che fin qui è stata perfetta. Comunque non c'è il time out, ragazzi, è il quinto fallo. Proteste anche di Wali, che dice di aver toccato il pallone. Sta parlando con Michael Epp. Non è un time out, ma quasi, possiamo dirlo. Mister Donisi non si può sentire sottofondo il suo vocione. Attenzione, 4:29. Schema disegnato nella lavagnetta virtuale di Donisi. Epp lì vicino. Coppe forse pronto al tiro. Che va a calciare. Ancora Sebar a dire di no. Tentativo di passaggio per Leandrigno. Intanto salutiamo il buon Giuseppe Magnabosco che ci sta ascoltando, era qui presente a vedere due dei suoi pupilli quando era al Pressana, i fratelli Guarietto. Palla lunga quello di Prosdocimi con Massarotto, ancora qualche problemino di crampi. È successo nei quarti, però Gianmarco, devi bere di più, ma non acqua, il luppolo fa bene per i crampi. Leandrigno sulla corsia di destra, Leandrigno salta l'avversario, mette in mezzo un pallone ancora Sebar, l'uomo delle scivolate. Epp il tiro fermato. Sarotto deve uscire dal campo, non riesco a capire, ecco, lo fa adesso a posto di Salifu. Però Wali attacca comunque. Daniel Wali va via sul fondo. Daniel Wali, la spinta. E qui Nicolas De Marchi purtroppo non ci ha capito nulla, perché lì o fischia il fallo o dai l'angolo. Allora, Wali ha rischiato il fallo,
sulla spinta che c'è stata, non cade. pericolosa. Epp nel cadere tocca il pallone, 3:20 da giocare, si scalda la Belmonte Arena. E ancora una volta Sebar, non c'è il fallo su Wali. Epp per Panziari in mezzo, gol di Michael Epp che torna a metterla dentro, va a salutare la telecamera di Sam, trova il vantaggio la formazione del Montello con Epp che firma la doppietta personale. Non abbiamo il VAR e neanche come nella pallavolo la chiamata possibile da parte del mister, ma qui bisogna dirlo decisivo l'errore arbitrale, perché parte tutto da un possibile angolo e nel contropiede, nel break Epp la mette dentro. Hai visto un giallo, Test? Forse il numero 2 Portaluri, ho visto il direttore di gara che ha fatto segno un 2, non ha un segno di vittoria al collega. Wali tanto pronto al couch a rientrare in campo. Serve anche lui. Anche il pubblico ovviamente, attenzione Epp, recupera, arriva il fallo, ancora il giallo per Wali. E qui è arrivata la chiamata. Ed è arrivato il tiro libero. A 2:45 dalla fine. Sesto fallo, Leandrigno va verso la panchina di Donisi come a dire si sapeva. Ancora una volta Michael Epp, non gli bastano i 3 gol fatti fin qui. 2, uno lo do come autorete. Sì, perché il pallone è sul palo, poi è sbattuto sul portiere. Rincorsa lunga di Michael Epp. Che poi scaramucce, ma dopo alla fine vanno a bere la birra nello stesso posto. Epp, la rincorsa, il tiro di Epp, alla fuori. E qui si scalda la Belmonte Arena. C'è ancora vita, c'è ancora speranza, ci sono ancora 2:40 sul cronometro davanti a noi per i ragazzi di mister Paolo Marotta. Alla lunga esce Prosdocimi che ora alza il suo baricentro sopra la linea di metà campo. Prosdocimi, lo scambio con Sebar che incespica sul pallone, se lo riprende, poi Leandrigno lo scaraventa contro il 6 rossonero. Panziara, Coppe, lungo Coppe, ancora Prosdocimi che esce. Wali. A giocare il pallone. Salifu! La girata su uno fazzoletto. Quasi se ne pensa palla anche la nostra fuori telecamera questo tiro, da quanto forte era partito il tiro di Salifu. Infatti non lo vediamo del tutto passare. Tanta roba. Conta il direttore di gara con Robassa che rilancia lungo. Coach rientrato nonostante qualche problemino alla caviglia. Deve dare tutto il gol con un fallo da Leandrigno. Terzo fallo questo. Wali avanza, lo scambio con Salifu dietro per Rambaré. C'è una deviazione non ravvisata. E qui però stanno sbagliando gli arbitri. Mi dispiace dirlo, però stanno un po' rovinando questo finale di gioco, che è già la seconda occasione, prima ha portato al gol. Comunque l'errore è messo da parte di tutti in campo. Epp, Coppe, avanti per Panziara che con la testa tocca il pallone. Coach, avanza il 7 rossonero, viene fermato però da Mio, mi pare, o Panziara il 23 che ha chiesto anche il cambio. Pronto Bertoni, 1:15 ancora di speranze, è salito Prosdocimi. Coach Wali, Prosdocimi sul fondo, cerca di mettere in mezzo un pallone in Barek, il pallone resta lì, Coppe viene fermato, poi il tiro dalla distanza che termina a lato. Ultimo minuto, 58 secondi. Wali
È entrato anche Massarotto per l'ultimo tentativo, Prosdocimi, Wali alza però la pressione con attenzione il Montello di Mister Donisi, Wali a destra per Prosdocimi che non carica il sinistro, Wali gioca con il cronometro, 40 secondi, coach Wali. Per la partita sarebbe bello che finisse con il pari, Prosdocimi, il tiro, una sassata. E qui ci abbiamo sperato tutti sulla conclusione a segno di Prosdocimi. Per lo spettacolo. Confezione per Coppe, Massarotto poi protegge il pallone che esce. È corner per il Montello con Bertoni che andrà a rimettere in gioco il cronometro. Vedremo se tornerà per mettere in ghiaccio la partita, far arretrare Coppe e Mister Donisi. Bertoni che va a colpire il direttore di gara, la palla sarà scodellata. Il signor Rastocco andrà a scodellare il pallone, si può giocare 22 secondi, dietro anche da Robazza, Robazza pressato, rilancia bene per Bertoni che viene spinto da dietro da Couch, cartellino giallo per Bertoni e se lo spende bene, l'esperienza Fa rifiatare un po' i suoi e anche a far permettervi di ritornare 15 secondi di posizione in questo finale. Cartellino giallo per il numero 15 Bertoni. Wali con Couch arrabbiato che vuole mandare avanti i suoi. Wali sul fondo per Salifu, ribattito ancora Wali per Salifu, il pallone è vivo, 7 secondi, Wali, il tiro di Wali e questa forse era l'ultima occasione, c'era Prosdocimi libero, peccato, onore comunque il Futsal Godego per la gran partita, ha messo la testa avanti più volte, ha tenuto la testa bassa al capolista Montello che sulla sirena con tutto il cuore, veramente il gol finale. Quindi domani vedremo la sfida finale tra Mestre Fenice e Montello. Qualche protesta di coach. Montello. Calcio, purtroppo non possono vincere entrambe le formazioni, ma possiamo dire che entrambe hanno dato tutto. Assolutamente. Per l'economia di quella che è stata la sfida sarebbero stati giusti i rigori, ma il Montello con la qualità, con la rosa che ha, si è preso il pass per la finale di domani. Grazie Vincenzo, adesso possiamo dire che anche oggi la terza giornata è finita, possiamo andare in pace, passo a casa a dormire. Domani le finale alle 16 Bologna Futsal Reggiana, alle 16:30, alle 19 Montello Mestre Felice. Grazie Vincenzo, buonanotte, viva il futsal!